E arriviamo così alla fine dell'era Cellino, con la stagione 2013-2014, anno che in fin dei conti sul campo non ha avuto molto da dire come è nata, una salvezza abbastanza senza troppi patemi, una salvezza tranquilla raggiunta con 3 giornate d'anticipo. Adesso andiamo velocemente a vedere che cosa è successo a livello sportivo sul campo, però sicuramente più importanti le vicende che sono verificate a livello societario, perché è l'ultimo anno di Cellino e quindi l'anno in cui la proprietà del Cagliari passerà da Cellino a, come sappiamo bene, la Fluorsid di Tommaso Giunini. L'ex cagliaritano Danilo Fieschi, per il quale Nella stagione 2013-2014 il Cagliari si presenta in nastri di partenza con un Cellino sicuramente stanco perché dopo tutte le vicende giudiziarie relative alla questione stadio, alla questione Isarenas, alla questione esilio del Cagliari, poi si torna al Sant'Elia, eccetera, eccetera, il Cagliari si presenta ai nastri di partenza con la conferma sulla guida tecnica con Lopez e Pulga. Unica differenza è che Lopez adesso ha il patentino da allenatore, quindi l'allenatore ufficiale sarà lui e l'allenatore in seconda sarà Ivo Pulga. Il mercato non avrà grandi movimenti, specialmente in estate, in cui ci sarà il fine prestito di Casarini che tornerà al Bologna, il prestito di Seppellini che andrà a Maribor, e quando vedremo chi arriverà per lui capiremo che l'entità dello scambio di prestiti sarà abbastanza equivalente. La cessione forse più importante dell'anno sarà quella di Thiago Ribeiro, che dopo 2 anni a Cagliari, tra alti e bassi, senza aver chissà quanto impressionato, si trasferirà e tornerà in patria in Brasile al Santos per 3 milioni e mezzo. Al contrario, verranno acquistati il difensore greco Mario Stoiconomou per $500,000 dal PAS Giannina. Arriverà dal Maribor, in cambio di Seppellini, arriverà il prestito con diritto di riscatto però di Hakim Ibrahimi, che poi, come vedremo, sarà destinato a non lasciare il segno nella stagione. Ci sarà il ritorno di Rui Sampaio da fine prestito, che rimarrà uno dei più grandi punti interrogativi della storia degli acquisti del Cagliari. Sarà uno di quei nomi esotici che rimarranno nella storia come grandi bidoni. Mentre per la questione del portiere lo vediamo a stagione in corso, perché a livello estivo più o meno questo è i movimenti di mercato, cioè praticamente quasi nulla. Con il Cagliari che è in vendita oltretutto, quindi Cellino ha puntato sicuramente più a appianare i conti, a lasciare una squadra il più in pari possibile a livello economico, quindi i grandi movimenti sì ci saranno a gennaio, ma molto probabilmente saranno concordati, come era successo quando Cellino acquistò il Cagliari dagli Orru nel 92. Ci sarà una vendita che praticamente poi i ricavi saranno utili alla gestione successiva. Per quanto riguarda la questione stadio, invece, il 2013-2014 parte praticamente con gli stessi problemi, cioè che il Sant'Elia non è agibile, lo stadio di Cagliari non è praticabile per le partite di Serie A, quindi il Cagliari parte nuovamente in esilio, si torna a Trieste per le prime 3 giornate in casa, si giocherà a Trieste, quindi tutto settembre sostanzialmente, per poi tornare al Sant'Elia con una capienza drasticamente ridotta, perché si investirà €1 milione per, diciamo, tappare le falle più evidenti di uno stadio ormai sulla via del tramonto, ma si raggiungerà forse un massimo di 5.000 spettatori per lo stadio. Si parte con la Coppa Italia, una Coppa Italia da cui veniamo eliminati subito dal Frosinone, una figuraccia. Infatti dopo l'1-1 che matura nei tempi regolamentari, si va ai tempi supplementari, all'ultimo minuto il Frosinone passa avanti e ci elimina vergognosamente dalla Coppa Italia al primo turno. Per quanto riguarda il campionato, sì, si parte a Trieste contro l'Atalanta, si vince 2-1, gol di Nainggolan e gol di Cabrera.
di quella partita ricordo un assist in una maniera stranissima e bellissima di Marco Sau. Poi si va a Milano a perdere 3-1, si pareggia con la Fiorentina. Forse una delle partite che ricordo di più dell'anno è Cagliari-Sampdoria, che si gioca a Trieste, finisce 2-2, il Cagliari passa in vantaggio con Ekdal alla mezz'ora circa. All'89esimo minuto Gabbiadini, complice una grande papera di Michael Agazzi, pareggia i conti. Dopo 2 minuti una punizione di Conti sembra far vincere la partita al Cagliari, tira una punizione che sorprende il portiere della Sampdoria, che se non sbaglio era anche Rubigno all'epoca. Sembra che la partita sia indirizzata verso la vittoria del Cagliari quando De Silvestri al 93esimo, proprio l'ultimo pallone giocabile, riesce a pareggiare, anche lì complice Michael Agazzi. Seguono pareggi con Livorno, pareggi in cui il Cagliari poteva auspicare un risultato migliore. Segue dopo il Livorno un pareggio con l'Inter in cui l'Inter poteva auspicare sicuramente a un punteggio migliore. È una stagione che è sostanzialmente caratterizzata da alti e bassi classici del Cagliari del periodo, vittorie o pareggi che comunque portano i punti per la salvezza, ma nessun colpaccio esagerato. Ricordiamoci che il pareggio con l'Inter che maturano sia all'andata sia al ritorno, ricordiamoci di che Inter stiamo parlando, perché era forse una delle Inter più brutte del post triplete, quindi insomma in fin dei conti c'è una sconfitta con Livorno che è una di quelle classiche debacle del Cagliari, che quando sente la pressione di vincere gli scontri diretti spesso canna. Però una stagione in cui il Cagliari raggiungerà la salvezza con la vittoria col Parma per 1-0 alla 35esima giornata, quindi con 3 giornate d'anticipo il Cagliari raggiungerà la salvezza matematica. Quello che diciamo rimane un po' nell'ombra di quella stagione, la cessione di Nainggolan a gennaio verso la Roma, che è quello di cui vi parlavo prima, cioè che la cessione di Nainggolan a Roma era un prestito con diritto di riscatto, che il diritto di riscatto poi sarebbe stato esercitato e pagato alla nuova proprietà, quindi è molto probabile che questo sia entrato nel bilancio della cessione sia entrato nella trattativa della cessione della società. Ci sarà il calo drastico di Agazzi, che dopo delle buone prestazioni, perché sono state buone prestazioni di Agazzi fino a questo momento, fino a questa stagione, ci sarà sostanzialmente il calo drastico nelle gerarchie di Agazzi. Infatti arriverà da svincolato a ottobre Adan, portiere spagnolo, che era stato presentato come un signor portiere, come un portiere che comunque avrebbe dovuto risolvere i problemi di Agazzi e di un etichettato non all'altezza Vlad Avramov, che poi farà ricredere molti tifosi. Adan giocherà 2 partite, lo 0-0 col Chievo, raccoglierà 4 palloni dalla porta nella sconfitta per 4-1 contro la Juventus. Diciamo 3 dei 4 gol subiti hanno grandi responsabilità del portiere, e quindi Adan dopo 2 sole partite rescinderà il contratto, quindi cioè, si parla di una messa sotto contratto del portiere che durerà praticamente 2 partite. A gennaio verrà anche ceduto Agazzi, arriverà Silvestri come portiere in prestito con diritto di riscatto dal Chievo, percorso inverso per Agazzi che verrà ceduto al Chievo a titolo definitivo. Arriverà anche Vessino, un peccato non aver riscattato Vessino poi alla luce di quanto un buon giocatore sia diventato successivamente. Gli altri sono 3 giocatori veramente particolari, per non dire scarpari: Tabanelli dal Cesena, Adrian che arriverà dal Flamengo e Bastrini che arriverà dal Novara, tutti in prestito con diritto di riscatto che non verranno esercitati assolutamente, quindi è così. L'altro addio a gennaio sarà quello di Lorenzo Ariaudo, che andrà a titolo definitivo al Sassuolo. Questo più o meno è la situazione in campo della squadra, che poteva vantare tra l'altro in quella stagione. Adesso che siamo tra la stagione, quando sto registrando questo video, e si è appena concluso la stagione 24-25 e stiamo affacciando verso la stagione 25-26, che vedo la moria di attaccanti che abbiamo, perché non ne abbiamo. Se ripenso a quel Cagliari, un po' ripenso a
che varietà di soluzioni avevamo, perché avevamo Sawi, Barbo, Piniglia, Nenè, insomma, con 4 giocatori del genere potete ben capire quanto forse abbiamo sottovalutato il parco attaccanti che avevamo in quel periodo. Per quanto riguarda invece quello che effettivamente è stato il main topic della stagione del Cagliari 2013-2014 è la telenovela della vendita della squadra. Cosa divertente è che sono venute fuori veramente dei nomi e delle situazioni a dir poco comiche, perché la prima voce che si era sparsa in giro tra i giornali e tra le varie indiscrezioni si parlava di un magnate qatariota che era pronto a investire 80 milioni per l'acquisto del Cagliari, con investimenti anche sul territorio, quindi interessi verso il porto di Cagliari, verso la Costa Smeralda. Si parlava addirittura di un fantomatico accordo con la MSC, l'impresa di navi da crociera, e quindi questo fantomatico Altani che pareva interessato all'acquisto della squadra, cosa che ovviamente poi si è rivelata, non so se non vera o se semplicemente sfumata, ma comunque fu una cosa che finì lì. Successivamente ci fu il fondo americano, che sappiamo che è vero, che ci fu un incontro tra Silvestrone e Cellino, questo fantomatico Luca Silvestrone, che Cellino ricorda in un'intervista che si presentò con un taccuino e una penna, ma pare che questo poi fondo americano effettivamente fosse una scatola vuota, cioè non esistesse. Pare che si fosse raggiunto addirittura l'accordo in una riunione con sempre il valore di circa 80 milioni di versamento per l'acquisto di tutte le quote del Cagliari Calcio. Dopo una settimana la caparra accordata da 10 milioni non venne mai versata e poi questo fondo svanì nel nulla. Lo stesso Cellino dirà che sarebbe opportuno andarla a cercare a chi l'ha visto, perché non si è più fatto sentire nessuno del fondo americano. Verso la fine della stagione, e qui arriviamo anche a collegarci a quello che probabilmente succede sulla panchina del Cagliari, si presenta il gruppo Fluorsid capitanato da Tommaso Giulini. Sappiamo bene che poi sarà proprio questo il gruppo che acquisirà tutte le quote societarie del Cagliari, con un'offerta da 48 milioni complessivi, considerando anche che sicuramente a bilancio sono entrati anche i proventi dalla vendita di Raja Nainggolan alla Roma. Questo a cosa porta? Porta che Cellino, senza un apparente motivo, inizia a forse smantellare la squadra, perché licenzia praticamente Diego Lopez, un senatore che è stato capitano del Cagliari in campo e poi allenatore del Cagliari, che non aveva assolutamente fatto male, anzi aveva portato il Cagliari comunque a una salvezza abbastanza tranquilla, 14° posto, 39 punti a 3 giornate dalla fine. Non c'era nessun tipo di motivo valido per esonerare Diego Lopez, esonero che arriverà a 3 risultati utili dalla salvezza matematica, quindi si tratta di verso la 30ª giornata verrà esonerato Diego Lopez, forse alla 32ª se non sbaglio, e verrà messo Ivo Pulga come allenatore ufficiale della squadra. Probabilmente, come afferma anche Vittorio Sana nella sua serie Centro Rosso Blu, molto probabilmente Cellino stava pensando di cedere una società e una squadra alla nuova proprietà priva di determinate bandiere o determinati senatori che avrebbero potuto magari mettere in difficoltà la nuova gestione e la partenza di un nuovo progetto da zero per la nuova proprietà. Fatto sta che la stagione si conclude così, con un Cagliari salvo e pronto a aprire un nuovo capitolo della sua storia, con la nuova gestione da parte di Tommaso Giulini, dell'accordato ovviamente della Fluorsid, che, visto che questo video è uscito un po' cortino, si parla un attimo di Cellino, perché mi sembra doveroso. Si tirano le somme su quanto fatto da Cellino. Io ne ho parlato spesso della gestione Cellino e della
dei suoi pro e dei suoi contro, perché è pur vero che Cellino è entrato a Cagliari con grandi progetti, ha acquisito la società pensando di portare il Cagliari, di investire tanto e di portare il Cagliari ad affermarsi magari anche a livello sia nazionale che internazionale. In un primo momento pareva pure che fosse in grado di riuscirci. Il punto è che una società che non è pronta a fare questo determinato salto e lo fa improvvisamente, non lo fa gradualmente, poi abbiamo visto a cosa ha portato, perché sarà una cosa che rivedremo anche in futuro, in futuro ovviamente nella serie. Vedremo che sarà un errore che verrà commesso anche dalla nuova gestione Giulini, e cioè quello di voler portare la squadra troppo velocemente, troppo in alto. E lo si può notare questo dall'approdo, per esempio, in Coppa UEFA, che ha portato addirittura alla semifinale di Coppa UEFA, lo ricordiamo ovviamente benissimo, cosa che poi però non è stato in grado di mantenere a livello di prestazioni, perché arrivano le offerte per determinati giocatori, alcuni giocatori vogliono andare via, i progetti tecnici non sono sempre all'altezza, e anche i fondi non sono infiniti come possono essere quelli di grandissime squadre, come quelli di grandissime società. Quindi i grandi sforzi economici compiuti nei primissimi anni di gestione Cellino hanno portato poi ovviamente sembra fatalità, però potremo vedere poi come si ripeterà la storia tra l'inesperto Cellino e l'inesperto Giulini. Con la retrocessione, io associo molto la retrocessione del 1997 allo spareggio contro il Piacenza, la associo molto alla retrocessione del 2022 con il pareggio per 0-0 a Venezia, perché il Cagliari non aveva per niente una rosa da retrocessione, ma forse l'inesperienza sia del presidente sia della società in generale hanno portato a questo risultato che era completamente inaspettato. Li associo molto come situazioni perché poi l'anno successivo il Cagliari è tornato alla grande in Serie A, addirittura ha fatto un ottimo campionato, parlo del 98 con Ventura, e poi dopo semplicemente 2 anni siamo tornati giù, e lì Cellino ha iniziato a crescere a livello cioè più che crescere, a maturare a livello di conoscenza del calcio, perché ha continuato a intestardirsi per i primi anni di B su scelte diciamo poco ortodosse, perché si affida prima a Bellotto, poi si affida a Sala, a Nucciari, il duo Nucciaro-Matteoli, per poi doversi affidare in extremis a allenatori del calibro di Nedo Sonetti, espertissimi di Serie B, per poi distruggere di nuovo tutto e riaffidarsi ai cavalli di ritorno classici, come è successo con Ventura per la stagione 2002-2003, dargli fiducia per la stagione 2003-2004, per poi capire che forse Ventura stava facendo dei giochi non proprio congeniali agli obiettivi della squadra, e quindi affidarsi a soprattutto Gianfranco Zola, perché forse se non ci fossero stati lui e Festa molto probabilmente non ce l'avremmo fatta tornare su neanche nel 2003-2004. Questa consapevolezza presa ha portato Cellino a una maturazione a livello di aspettative, a livello di obiettivi, a livello di ambizioni, ha deciso di tenere il Cagliari nella sua comfort zone senza mai esagerare, e questo poi l'ha portato ad avere dei conti impari sicuramente, e a vivere delle stagioni anche abbastanza tranquille, nonostante qualche stagione pericolante. Vi ricordo per esempio, come non ricordare, il 2008, e che comunque la competenza acquisita con gli anni, la bandiera sta crollando, la competenza acquisita negli anni dai suoi vari errori l'hanno portato poi a rimettere in piedi la squadra, anche quando le situazioni a inizio campionato sembravano stessero andando verso le situazioni critiche. A gennaio ha sempre avuto la forza, o comunque la lungimiranza, di mettere a posto la squadra con i tasselli giusti, questo affidandosi comunque anche a direttori sportivi competenti in questo ambito. Il bilancio sulla gestione Cellino, si può dire il primo anno di estro e di pazzia, i primi anni, la prima parte, forse gli anni 90 di estro e pazzia,
e poi gli ultimi anni di maturità e di sussistenza. C'è chi lo ama, c'è chi lo odia, Cellino, però come rifaccio di nuovo all'episodio di Centro Rosso Blu di Vittorio Sanna, lo puoi amare, lo puoi odiare, però è innegabile che Cellino sia stato una delle parti più importanti, ovviamente la presidenza anche più longeva del Cagliari Calcio, quindi nella storia del Cagliari Calcio Cellino è sicuramente uno dei più grandi protagonisti. Quindi si chiude così un'altra macro area della storia del Cagliari Calcio con la fine dell'epoca Cellino, si apre l'epoca Giulini. Nel prossimo video vedremo il disastro del primo anno di Giulini a Cagliari, tutta l'inesperienza di Giulini presidente, a chi affidarsi per il nuovo progetto tecnico, e il voler puntare su un progetto o su un allenatore specifico a tutti i costi, senza magari andare a vedere effettivamente cosa è più congeniale alla piazza, anche se tutto sommato, io compreso, non eravamo per niente delusi dalla scelta di Zeman, di un gioco magari propositivo, di una grande valorizzazione dei giovani e un gioco spettacolo. Poi la realtà ci ha sbattuto in faccia che non sempre paga la voglia di fatturare subito, perché l'idea di Giulini era quella di prendere una squadra. Vabbè, lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi si chiude qui quest'altro episodio di Cagliari Calcio Story, un po' più sbrigativo rispetto agli ultimi episodi, ma in fin dei conti non c'era molto da dire su questa stagione. Miglior presenza, il giocatore con più presenze della squadra sarà Rossettini, difensore centrale, destinato anche lui tra l'altro forse ad andare via nella stagione successiva, se non quella successiva ancora, forse la stagione della retrocessione. Il miglior marcatore sarà di nuovo Mauricio Piniglia, che si guadagnerà il mondiale e vivrà un mondiale da protagonista, purtroppo anche negativo poi per quanto riguarda quella traversa all'ultimo minuto che avrebbe potuto regalare al suo Cile, avrebbe potuto regalare, se non sbaglio, la semifinale o i quarti di finale, adesso non ricordo precisamente, ma in fin dei conti una stagione non abbastanza incentrata sulla questione economica piuttosto che su quella sportiva in campo. Quindi io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale se volete supportare questo progetto che a rilento ma comunque pur si muove. Vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un commento con i vostri ricordi di quella stagione, se avete qualche aneddoto che magari volete condividere con gli altri tifosi del Cagliari che vedranno questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo episodio di Cagliari Calcio Story o nella prossima diretta che faremo nel canale. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo prossimamente. Ciao!